intensificate per l'arrivo a Padova del Presidente della Repubblica Mattarella. Il Capo dello Stato ha partecipato all'apertura dell'anno accademico al BO. Il gruppo di Vicenza ha escluso che Intesa, BCE, Consob e Banca Italia possano essere considerate responsabili civili nel procedimento a carico degli ex vertici di BPV, respinte così le richieste delle parti civili. La morte di Elda Tandura, uccisa a Vittorio Veneto. Luca Furlan, accusato dell'omicidio della 66enne, è tornato in libertà per un vizio di forma. Autonomia del Veneto, Regione pronta a firmare con il governo un nuovo documento di preintesa. Quello presentato dal Ministero degli Affari Regionali, così com'è, non va bene e non è stato ancora sottoscritto. Un uomo di Lendinara, processo per maltrattamenti in famiglia, avrebbe picchiato la moglie e la figlia lasciandole anche senza cibo. Tensione ieri sera nel centro di Padova tra una ventina di attivisti del centro sociale Pedro e la polizia. Il gruppo aveva tentato di bloccare un incontro di Fratelli d'Italia in occasione della giornata del ricordo. Domani, con il giovedì grasso, entra nel vivo la kermesse del Carnevale di Venezia. Le feste raddoppiano con concerti, acrobati, giocolieri e fuochi d'artificio di chiusura. Buongiorno, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati, lo avete sentito in primo piano l'arrivo questa mattina a Padova del Presidente della Repubblica. Mattarella ha presenziato all'apertura dell'anno accademico del BO, poi sarà in visita privata all'Orto Botanico. A seguire per noi questa giornata la nostra troupe con Guido Barbato, che vedo già in collegamento, e Federico Cibotto. Buongiorno Guido, a te la linea, raccontaci com'è andata questa giornata, questa mattinata. Buongiorno Francesca, la città di Padova ha accolto a partire dalle 10:15, quando si è bloccato il traffico cittadino per permettere l'arrivo diretto del Capo dello Stato direttamente in centro storico presso il Palazzo del BO, il Presidente della Repubblica, che è venuto, come dicevi, ad inaugurare l'inaugurazione insieme al Rettore il 796esimo anno accademico dell'Ateneo Patavino. Mattarella è il quarto Presidente della Repubblica che si presenta l'8 febbraio a questa cerimonia, prima di lui Sandro Pertini, Oscar Luisi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi. 8 febbraio 2018, che è anche il 170esimo anniversario dei moti rivoluzionari e risorgimentali da parte degli studenti universitari contro la dominazione austro-ungarica. Appunto l'8 febbraio 1848 venne respinta. Il Presidente Mattarella, contrariamente a quanto era stato detto, è intervenuto brevemente e a braccio per alcuni minuti al termine della mattinata, cioè praticamente un quarto d'ora fa che si è conclusa la cerimonia qui nell'Aula Magna Galileo Galilei del Palazzo del BO. Il Presidente della Repubblica ha sottolineato il ruolo di Padova come città, provincia, dedicata non solo a una frizzante attività produttiva ma anche alla ricerca scientifica, proprio per il suo Ateneo, il secondo più antico d'Italia, e per la grande tradizione. Abbiamo un problema con il collegamento con Guido Barbato, cerchiamo di ripristinarlo al più presto. Andiamo avanti con il nostro telegiornale e parliamo delle ex popolari venete, perché il gruppo di Vicenza ha escluso che abbiamo di nuovo in collegamento Guido Barbato. Guido, mi senti? Prego. Mario Rizzuto ha ricordato e ci ha auspicato in conclusione del suo intervento che anche in Italia, come negli altri paesi, le università possano contare su risorse economiche adeguate e di vera autonomia, con la speranza, ha concluso, che chi governerà l'Italia nei prossimi 5 anni consideri l'università un impegno prioritario e la certezza che appunto l'Ateneo di Padova risponderà con immutata passione e efficacia nel corso di questi appunto prossimi 5 anni, che si andranno ad aggiungere ai 796 vissuti finora. Qualche critica ovviamente c'è stata dal Presidente del Consiglio degli Studenti Universitari, Riccardo Costa, che ha evidenziato come soprattutto a livello governativo sia stata ridotta in questi anni la possibilità di accesso allo studio universitario anche appunto ai giovani di fasce sociali più basse, quindi le istituzioni non devono lavorare solo per l'oggi, ha ricordato il rappresentante degli studenti, ma soprattutto per i prossimi anni, perché noi, ha detto giustamente da giovane, il futuro lo vogliamo. Direi che da Padova è tutto, linea a voi allo studio.
Grazie e buon lavoro a Guido Barbato e Federico Ciboto, naturalmente nelle edizioni serali dei nostri telegiornali tutte le immagini di questa giornata padovana del Presidente della Repubblica Mattarella. Come avevamo iniziato a raccontarvi prima, il GUP di Vicenza ha escluso che Intesa, BCE, Consob e Banca Italia possano essere considerate responsabili civili nel procedimento a carico degli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza. In questo modo sono state respinte quelle che erano le richieste delle parti civili, ma ci spiega tutto meglio in collegamento telefonico Carlo Inghilleri. Buongiorno Carlo. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza. La novità che arriva dal Tribunale questa mattina è che gli ex soci di BPV non potranno rivalersi su Intesa. Il giudice dell'udienza preliminare Roberto Benditti ha infatti escluso innanzitutto che Intesa, BCE, Consob e Banca Italia possano essere considerate responsabili civili nel procedimento a carico degli ex vertici di Banca Popolare di Vicenza, respingendo così le richieste delle parti civili. Il responsabile civile per i fatti contestati agli imputati, scrive il GUP, deve essere individuato nell'istituto di credito al servizio del quale agivano in qualità di amministratori e dipendenti, quindi BPV. La decisione del GUP di Vicenza bisogna sottolineare che però si discosta da quella del GUP di Roma, che in quello che può essere considerato il procedimento gemello a carico degli ex vertici di Veneto Banca, ha invece accolto la richiesta di valutare la responsabilità civile di Intesa, che, lo ricordiamo, ha rilevato le parti sane delle due banche venete. Quindi insomma la novità è questa: gli ex soci non potranno rivalersi su Intesa. Questo ha stabilito il GUP di Vicenza riguardo al procedimento giudiziario sul crack di BPV. Per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Carlo Inghilleri. Ed ora la cronaca. Scarcerato il presunto omicida di Elda Tandura, l'ex insegnante di Vittorio Veneto, deceduta per lesioni riportate in seguito ad una violenta caduta. Secondo l'accusa, a spingerla durante un litigio sarebbe stato l'ex compagno, scarcerato ieri per un vizio di forma. Iniziata male, proseguita peggio, la vicenda della morte di Elda Tandura, la 66enne deceduta dopo un mese d'agonia all'ospedale di Treviso, si arricchisce di un nuovo incredibile capitolo, la scarcerazione del presunto assassino per errore del giudice. Già, perché ieri il Tribunale del Riesame ha disposto l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Luca Furlan, il 49enne di Preganziol, ex compagno della donna, accusato di avere provocato con una spinta la caduta di Elda, poi morta in seguito alle lesioni. Il giudice è Angelo Mascolo, finito sotto i riflettori per la famosa frase sulla necessità di armarsi. Ebbene, il magistrato, nell'ordinanza con la quale disponeva la carcerazione di Furlan, avrebbe fatto proprie le valutazioni della procura senza un'autonoma valutazione come previsto dalla legge. Un vizio di forma in termini tecnici, tradotto un copia e incolla delle motivazioni della procura. Mancava totalmente qualunque valutazione propria del giudice, così come la legge prevede, e quindi si tratta di un vizio che comporta la nullità dell'ordinanza stessa. Le indagini sul decesso dell'ex insegnante erano iniziate parecchio in ritardo. Ora, ad una storia costellata di violenti litigi e maltrattamenti, il 49enne infatti a processo anche per percosse e tentata estorsione nei confronti della donna, si aggiunge questo nuovo amaro capitolo destinato a far cadere sul tribunale e sul giudice Mascolo una nuova pioggia di polemiche. È accusato di maltrattamenti in famiglia un uomo rodigino, originario di Lendinara. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe avuto un comportamento oppressivo nei confronti di moglie e figlia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe abitualmente maltrattato la moglie e la figlia con percossi, ingiurie, addirittura chiudendo a chiave la dispensa e obbligandole a seguire il suo regime alimentare.
E adesso la questione dell'autonomia del Veneto, con la Regione e la delegazione dei tecnici esperti che si dicono pronti a firmare con il Governo un nuovo documento di preintesa, quello presentato dal Ministero degli Affari regionali, così com'è non va bene e ieri non è stato sottoscritto. Così non si può firmare. Non va bene la prima bozza sull'autonomia del Veneto inviata dal governo a Palazzo Balbi, troppe ombre, poca luce, non si firma di più, si rispedisce al mittente entro la settimana con chiare richieste e controdeduzioni insieme alla Regione Lombardia. Così al termine dell'incontro con la delegazione trattante regionale il presidente Luca Zaia. La nostra delegazione trattante, quindi i tecnici, gli esperti, stanno preparando tutta una serie di controdeduzioni al documento che il governo ci ha inviato. Allora, se si dovesse firmare il documento come è stato inviato dal governo, non è firmabile per noi, perché i veneti danno un'indicazione chiara ad un progetto che è quello nostro di autonomia vera. Chiesta una preintesa quadro e non un'intesa da subito. Delle 5 materie trattate, tra le ombre, non accolte le istanze dal fronte ambiente, sanità e lavoro. Penso al lavoro dove di fatto non ci viene dato nulla rispetto a quello che abbiamo chiesto, o ad altre materie come la sanità dove ci aspettiamo un po' di più di quello che ci viene riconosciuto. Ultimissimo aspetto, come ho sempre detto, si firma se si abbandona la spesa storica. C'è un segnale nel testo di abbandono della spesa storica, ma chiediamo un passetto in più. Insomma, ci sono delle posizioni da scalzare, si sa, cedendo delle competenze al Veneto, verrebbero smantellate parte delle tecnostrutture romane. Con le elezioni alle porte la trattativa proseguirà con il nuovo governo, di qualunque colore sia, conclude il governatore. Un processo come quello dell'autonomia non dura 2 mesi, sono solo 2 mesi che abbiamo approvato la legge in Veneto per andare a trattare, non dura un paio di mesi, dura mesi se non anni poi per fare un progetto completo stile Trento e Bolzano. Ovvio che se riusciamo a fare delle firme parziali per cominciare a consolidare e a cristallizzare quello che si è deciso, meglio. Se non le si fanno queste firme vorrà dire che faremo tutto con quelli che vengono dopo. Tensione ieri sera in piazza Capitaniato, in centro a Padova, tra una ventina di attivisti del centro sociale Pedro e la polizia. Il gruppo aveva tentato di bloccare un incontro di Fratelli d'Italia organizzato in occasione della giornata del ricordo. La tensione è salita in pochi minuti. In piazza Capitaniato, nella sala Nassiri, alle 20:30 di mercoledì era in programma una serata dedicata alla giornata del ricordo, con la partecipazione e testimonianza di un esule istriano e di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. Al grido "Morte al fascismo, libertà ai popoli", una ventina di attivisti del centro sociale Pedro hanno tentato di bloccare l'ingresso ad alcuni partecipanti, di fermare l'incontro. La polizia presente ha immediatamente chiesto i rinforzi. Una leggera carica ha permesso il regolare svolgimento dell'incontro. Alla fine i pedrini si sono ripresentati scandendo slogan e offese nell'ambito di quelle che sono state battezzate come passeggiate antifasciste in corso ogni mercoledì da mesi. Nella notte una scritta inneggiante all'antifascismo è comparsa anche in via Solferino. Nuova tensione nel centro di Padova dopo gli scontri dello scorso luglio, immediata la presa di posizione dei dirigenti di Fratelli d'Italia che hanno chiesto una ferma condanna da parte di tutte le istituzioni locali. Ed ora a Treviso, dove da tempo circolava la voce tra i ristoratori di un finanziere che pretendeva grossi sconti minacciando controlli minuziosi. Una situazione chiarita dalle Fiamme Gialle che hanno denunciato un professore precario che si spacciava per agente tributario. Non c'è pace per le scuole trevigiane. Dopo i casi di attenzioni particolari di docenti nei confronti delle alunne, ora arriva anche il professore precario che si spacciava per finanziere. Una storia che pare non sia propriamente un episodio isolato, tant'è che circolava da tempo tra i ristoratori trevigiani, che spesso, più propriamente nel periodo delle festività, si trovavano tra i clienti anche un 40enne di corporatura atletica che quando si trattava di pagare esibiva le insegne della finanza chiedendo un sostanziale sconto, minacciando in alternativa controlli minuziosi. In tanti per evitare complicanze sarebbero scesi a compromesso, ma quando la presenza è diventata più assidua e soprattutto più fastidiosa si sono presentati al comando della Piani chiedendo spiegazioni. E ai finanzieri, quelli veri, non è servito molto tempo per arrivare al 40enne campano, residente a Maserata, insegnante precario di educazione fisica, che si spacciava per agente della tributaria, ma non solo. Infatti nella perquisizione della sua abitazione è saltato fuori non solo la placca tarocca della Guardia di Finanza, ma anche un blocchetto della SIAE col quale si spacciava anche per funzionari
funzionario nei locali da ballo e per finire l'inevitabile contrassegno invalidi per il parcheggio agevolato, ovviamente contraffatto perché il falso finanziere doveva poter parcheggiare in barba a tutte le regole. Ci colleghiamo adesso con Tommaso Stoppa che ci racconta dell'ennesimo rinvio della firma per la riapertura dei lavori nel cantiere del Mose. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Venezia. Non c'è veramente pace per questa disgraziata opera pubblica. Il Mose dovevano ripartire ieri i cantieri, non è stato così, mancano ancora delle autorizzazioni, ma quello che è più preoccupante è il rapporto inviato dai commissari straordinari al completamento dell'opera, inviato al Ministero delle Infrastrutture. Si analizzano una per una le numerose criticità di quanto è stato realizzato fino a questo momento. Ci sono problemi di buchi nei tubi sott'acqua, di corrosione delle cerniere, di cedimento dei cassoni sul fondale, questi i più gravi, ma ce ne sono molti altri. Secondo le stime dei commissari costerebbe 94 milioni risolvere solo queste nuove emergenze e 94 milioni che andrebbero a sforare rispetto al già cospicuo budget stanziato, quindi non si sa a questo punto quanti soldi ci saranno, quando ripartiranno i cantieri e tantomeno quando e se verrà completata quest'opera. Queste le non buone notizie da Venezia, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie e buon lavoro a Tommaso Stoppa. Ancora la cronaca, hanno sfondato la vetrata di una gioielleria con un'auto usata come ariete, colpo nella notte nel centro commerciale Le Centurie di San Giorgio delle Pertiche nel Padovano. Hanno approfittato del buio e dell'isolamento del centro commerciale posizionato lungo il tracciato della vecchia statale del Santo i banditi che la scorsa notte hanno assaltato la gioielleria all'interno del centro commerciale Le Centurie di San Giorgio delle Pertiche. Erano circa le 4 quando i malviventi sono entrati nell'immobile con un'auto, hanno percorso la galleria per poi schiantarsi contro la vetrata del negozio. A quel punto i banditi non è restato altro che mettere mano ai gioielli custoditi nelle vetrine. Sul posto sono intervenuti in piena notte carabinieri e vigili del fuoco, ancora da quantificare il valore dei preziosi rubati e da calcolare l'ammontare dei danni. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, un orologio per migliorare la produttività. L'Assemblea dei lavoratori si oppone e a Mestrino, in provincia di Padova, scoppia il caso. Non era volto al controllo del lavoratore ma all'efficienza della produzione. Siamo alla DAB di Mestrino, uno degli stabilimenti della multinazionale danese che ha sedi in 14 paesi e è specializzata nei sistemi di movimentazione dell'acqua. Dentro questa azienda metalmeccanica, prima che scoppiasse il caso Amazon, i dipendenti si erano visti proporre uno smartwatch che avrebbe aggiornato in automatico il carico della linea, verificato il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione personali e più in generale migliorato la produttività. Il risultato, quando la proposta è passata dai sindacati alle assemblee, è stato netto. Abbiamo escluso l'utilizzo per motivi disciplinari eventualmente delle informazioni rilevate con questo dispositivo. I lavoratori non si sentono sicuri di questa cosa, che trovano che possa essere anche un riscontro di controllo ad persona. È stato proprio unanime il verdetto, hanno scelto tutti di non utilizzare questi smartwatch. Nel biennio 2017-2018 l'azienda ha previsto investimenti per 8 milioni di euro per il rinnovo delle linee produttive. Azienda 4.0 e smartwatch ovviamente sono legati perché si parla di connessione, quindi connessione delle macchine con i programmi, delle macchine con gli operatori. L'elemento del controllo è il punto che noi contestiamo, perché una persona controllata è una persona non libera. Ma quella del sindacato non è una questione di merito, assicurano i vertici FIOM, quanto di metodo, e con il tempo non è escluso che quella che oggi è una strada chiusa diventi una via percorribile. Per ora intanto i braccialetti rimangono nel cassetto e nelle linee compariranno dei tablet che non saranno collegati ai dipendenti ma alle macchine.
Treviso, capitale della cultura 2020. Oggi a Roma al Ministero dei Beni Artistici l'audizione della candidatura trevigiana. Partenza prima dell'alba e viaggio in treno per la delegazione di Treviso. Allora sentiamo le parole del sindaco Giovanni Manildo e dell'assessore alla cultura Franchin. Abbiamo appena passato il Rubicone, siamo sulla strada di Roma, arrivano nel frattempo tanti messaggi di augurio, in bocca al lupo da parte di tutti noi, Associazione Artisti Trevigiani. Teniamo le dita incrociate, ombretta fresca. È bello, siamo una squadra che sta portando la nostra città, sentiamo la responsabilità. Mi sono portato il professore per ripassare all'ultimo momento, come prima di un esame c'è la tensione ma c'è anche la voglia di raccontare la nostra città e tutto il percorso fatto e portare a casa questa capitale della cultura che veramente sarebbe una ciliegina sulla torta. E restiamo nella Marca trevigiana con un altro importante progetto, quello di un impianto all'avanguardia in grado di recuperare le materie prime dagli scarichi fognari, e quello realizzato dall'azienda trevigiana ATS a Carbonera. È in questo impianto a Carbonera che ATS disegna il futuro con un progetto ambizioso che segue le politiche della Comunità Europea e che punta al recupero di materie prime dai fanghi di depurazione. Grazie a questo progetto si riesce a recuperare quelle materie prime che consentono di essere rimesse in circolo in ottica di economia circolare, quindi che vede il rifiuto come una risorsa e non più come appunto un rifiuto. In questa partita da quasi 10 milioni di euro, finanziato per 7,5 milioni dall'Unione Europea, che vede pubblico e privato fianco a fianco, ATS gioca un ruolo importante con il recupero del fosforo. Fosforo che può essere riutilizzato in agricoltura. Accanto al fosforo vediamo la possibilità di recuperare cellulosa e di recuperare anche metano. Il tutto con effetti anche sul piano economico. Si può tradurre in un risparmio di 5 milioni di euro l'anno, tutte risorse che c'è la possibilità di rimettere in circolo, riversare nel territorio con nuovi investimenti. All'interno del depuratore di Carbonera, che serve 8 comuni per 60.000 abitanti, è stato realizzato un impianto pilota su scala reale. Giovedì ci sarà la valutazione dei funzionari europei che ne certificheranno il funzionamento e quindi la replicabilità su larga scala. Nel momento in cui venisse portato a regime su tutti gli impianti di ATS, il risparmio potrà essere concreto. Oggi, giovedì grasso, a Venezia il carnevale entra nel vivo. È la settimana grassa, con il giovedì grasso doppio appuntamento con uno spettacolo teatrale inedito, costruito sull'acqua nello specchio della Darsena Grande. Rievocherà la storia del luogo fino a ricordare i fasti della vittoria di Lepanto, con l'ausilio di una gigantesca lanterna. Poi mangiafuoco, giocolieri, trampolieri e trapezzisti ad intrattenere gli ospiti lungo Riva delle Meravegge. E non finisce qui, concerti dal vivo, performance, acrobatico-musicali e spettacoli pirotecnici a rendere ancora più suggestiva l'atmosfera. Sullo sfondo le scenografie del teatro La Fenice. E per chi non sapesse come orientarsi non c'è problema, ci sono gli steward a cui rivolgersi. Fino alla fine del carnevale il Comune di Venezia ha ritenuto opportuno riprendere quello che era il servizio degli steward nell'egida della campagna di sensibilizzazione che è Enjoy Respect Venezia. È tutto per questa edizione. Subito dopo di noi, nuova puntata di Ore 13, CGIL risponde, libertà di invecchiare, pensioni e assistenza. Ospiti in studio Paolino Barbiero, segretario generale dello SPI CGIL Treviso, e Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA. Poi questa sera torna 20:10. Ospiti questa sera Said Caibi di Liberi e Uguali e Vincenzo Gottardo di Noi con l'Italia. Ed ora le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a zero branco. Molte nubi sulle nostre regioni e ci sarà anche qualche pioggia. Scopriamo in quali settori nel dettaglio di giovedì 8 febbraio. Sul Veneto il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso ma con ampi spazi soleggiati. Tuttavia non sono da escludere deboli e isolati fenomeni a carattere sparso, specie su Veneziano e Veronese. Diamo ora uno sguardo alle temperature. Le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra 2 e 6 gradi circa.
Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il tempo sarà lievemente instabile, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto con occasionali piovaschi su Triestino e Goriziano. In genere buono invece altrove. Temperature massime che saranno comprese tra 8 e 10 gradi, minime tra 3 e 7 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Giornata molto grigia e nuvolosa sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà in prevalenza coperto, possibili deboli nevicate anche a bassa quota sui confini alpini. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 8 gradi, minime intorno ai 3 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-ovest, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.